Anche quest'anno la regione siciliana sarà presente al Vinitaly di Verona, la più importante vetrina che mette in mostra le migliori eccellenze della produzione vitivinicola del paese. La Sicilia sarà presente al Vinitaly con i suoi produttori, un numero che supera i 160 soggetti che lavorano quotidianamente alla ricerca di vini di eccellenza e di qualità. Come testimone dell'evento nel padiglione Sicilia sarà esposto anche l'alberello di Pantelleria, riconosciuto recentemente patrimonio dell'UNESCO. Il lavoro sarà coordinato dall'Istituto regionale del vino e dell'olio, grazie all'opera del commissario straordinario Nino Di Giacomo. In Sicilia la denominazione di origine controllata ha imbottigliato quest'anno oltre 20 milioni di bottiglie di vino, un incremento di oltre 4 milioni in più rispetto allo scorso anno, segno di una vitalità del settore non indifferente. Tra DOC, DOP e IGP che stanno a certificare il vino di qualità, la Sicilia ha imbottigliato nel 2014 210 milioni di bottiglie di vino a fronte dei 190 milioni nel 2013. L'esportazione di vino si mantiene sui 100 milioni di euro, come ci dichiara l'assessore regionale alle politiche agricole Nino Caleca. Il Vinitaly per noi è sempre un'occasione molto importante perché il Vinitaly rappresenta la vetrina, forse la vetrina più importante in cui, come dire, il nostro vino rappresenta ciò che ha saputo costruire in termini sia commerciali ma anche di cultura. Con il Presidente Crocetta consideriamo questo appuntamento estremamente importante anche perché quest'anno per il vino per noi è un anno veramente importante. Soltanto alcuni numeri: in Sicilia la denominazione di origine controllata, la famosa DOC, quest'anno ha imbottigliato 20 milioni di bottiglie di vino, a differenza dello scorso anno dove si è fermata a 16 milioni di bottiglie di vino. Complessivamente tra DOC, DOP, IGP, tutte queste sigle stanno a certificare appunto il vino certificato di qualità. La Sicilia nel 2014 ha imbottigliato 210 milioni di bottiglie di vino a fronte dei 190 milioni dello scorso anno, quindi rappresenta un momento importante. L'esportazione del vino per noi quest'anno si mantiene sui 100 milioni di euro, quindi capisce che è un settore dell'economia particolarmente rilevante. Noi portiamo a Vinitaly il meglio della produzione siciliana, vengono con noi un numero rilevantissimo di imprenditori del vino, 165 circa, quindi un numero molto rilevante, e il nostro padiglione sarà il padiglione più bello di tutti. Sa perché? Anche perché apriremo il padiglione portando con noi l'alberello di Pantelleria, che come sapete è stato riconosciuto dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità. Ecco, questo bene incredibile che ormai appartiene a tutto il mondo rappresenterà al meglio la Sicilia, quindi un appuntamento importantissimo. Intanto notevole successo ha avuto la presenza dei nostri produttori di vino alla manifestazione denominata Prowein, che si è svolta a Düsseldorf in Germania dal 15 al 17 marzo scorso. Prowein rappresenta la più importante fiera del vino tedesca con oltre 50.000 addetti e buyer internazionali provenienti da circa 110 paesi. Una manifestazione che ha visto la presenza della Regione Sicilia con l'Istituto regionale del vino e dell'olio in Sicilia, un'occasione importante a detta di Nino Di Giacomo, commissario straordinario che ha curato la presenza dei produttori siciliani alla Prowein, circa 30. Numerose sono state le visite registrate allo stand Sicilia, diverse anche le aziende siciliane e agrigentine presenti al Prowein di Düsseldorf, come Milazzo, Baglio del Cristo di Campobello di Licata, la CVA di Canicattì, Sette Sole di Menfi, Terre di Burgio.